Vinitaly 2016, 50 anni di storia del Vinitaly. Qui alle cantine di Cormons c'è stato un cambiamento radicale sotto l'aspetto visivo, di look, totale praticamente. Cosa sono cambiati questi anni, questi 50 anni di storia per le cantine di Cormons presenti al Vinitaly? Da quanti anni siete presenti? Noi siamo presenti dal 1978 al Vinitaly, quindi abbiamo una lunga storia da quando il Vinitaly erano pochi stand ad oggi, che è una cosa veramente importante. Oggi col 50° abbiamo voluto anche dare un segnale diverso e abbiamo fatto anche un cambiamento. Abbiamo inaugurato il nuovo stand, uno stand che oltre a presentare i prodotti di Cormons lancia anche uno slogan che è "Io bevo Cormons", quindi io tutto sommato devo bere il territorio. Quindi la cantina è su quella linea, la linea della presenza sul territorio. Una produzione quest'anno eccezionale da quello che si sente dire dai viticoltori, lo è stata presumo anche da parte dei vostri associati. Sì, il 2015 ha rilanciato la qualità soprattutto dei vini bianchi, perché venivamo fuori da un'annata del 2014 dove le condizioni climatiche avverse l'hanno veramente penalizzata. Quest'anno quindi ci presentiamo con un'ottima qualità per i bianchi e soprattutto una longevità di questi prodotti, e quindi ci dobbiamo consolidare come regione dei vini bianchi. Presidente, ritornando qui al Vinitaly, cosa ha notato rispetto agli anni passati, il tipo di presenza, il tipo di operatori del settore? C'è stato un cambiamento, c'è stata un'evoluzione, c'è una partecipazione maggiore? Sicuramente la presenza di innumerevoli aziende che danno visibilità a tutto il territorio, e soprattutto se noi guardiamo il Friuli Venezia Giulia abbiamo dei padiglioni ben ricchi di produttori, ma anche una presenza di operatori. Con la selezione di quest'anno dove hanno incrementato l'ingresso ai soli operatori, troviamo un pubblico molto più attento e preparato, ma soprattutto molto più rivolto al discorso economico, che è quello che noi stiamo cercando, perché l'investimento e la presenza di un'azienda al Vinitaly è un investimento importante e deve essere anche suffragato dalla presenza di operatori interessati. Quanti associati costa la cantina di Cormons? La cantina ha 160 associati, è una cooperativa che si trova a nord-est del Friuli Venezia Giulia e ricopre una superficie di oltre 400 ettari. So che la cantina di Cormons è famosa anche per il vino della Pace. Sì, il vino della Pace, che è una produzione molto particolare, un vigneto messo a dimora nel 1983, sono 2 ettari attorno alla cantina dove raccogliamo oltre 550 varietà che provengono da tutte le parti del mondo. Il vino prodotto, che è un vino bianco, viene rivestito da etichette di artisti internazionali e poi spedito non solo ai capi di Stato di tutto il mondo, ma anche al Santo Padre e a personalità di rilievo internazionali. Concludendo, la cantina di Cormons ha anche un punto vendita, da quanto sappiamo anche molto ben fornito, dove sono presenti un po' tutte le cantine. Vuole invitare per coloro che ci segue a visitare questa struttura? Sì, la cantina di Cormons ha, come diceva lei giustamente, un importante punto vendita, un'importante enoteca dove ci sono i vini nostri e anche alcuni vini prodotti che vengono dalle altre zone viticole nazionali. Inoltre all'interno della cantina troviamo una pinacoteca che è stata costruita sulle fondali delle botti, sui fondi delle botti, con una manifestazione che si chiamava Arte in Cantina nel 1983, quindi abbiamo all'interno questa collezione d'arte visitabile che dà valore e risalto all'azienda. Grazie signor Presidente. Grazie a lei.